Hola hermaniti bellini, io sono Valerio Fluido, non sono un druido, non sono liquido, ma faccio parecchi video, specialmente in questo periodo, spero ne apprezziate lo spirito, altrimenti chiamo Saverio Solido e questa è la seconda intro YouTube più cringe del mondo e credo che con questo ci siamo guadagnati la collaborazione con GA7, che cosa ne dite? Che cosa ne io per più di così, tengo 37 anni, che questo non posso fare. Amici bellini, allora, me lo ricordate Troisi? Non ci resta che piangere. Sì, allora, ragazzi, vi invito a scaricare OneFootball che stamattina quando mi sono svegliato, cioè, la notizia è incredibile perché si parla di lockdown, no? Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere per aver violato il lockdown in Serbia. Mamma mia! Quindi restate aggiornati con tutte le notizie, anche perché io poi a volte non mi saltano delle notizie, sono troppe le cose. E oggi, che vi ricordo alle 10:30 italiane a quanto pare, sono stato invitato da Neschio e quindi ci sarà la live sul suo canale, vi invito a seguirla così mi date una mano perché ce ne diranno di ogni, l'avete visto sotto i commenti, insomma vabbè. Ma questo è un discorso che affronteremo, nel senso che sì, siamo tutti delusi, sì, colpa nostra, sì, un pochino si possono dare anche i meriti alla squadra avversaria, no? Quando si vince, altrimenti cadiamo nell'errore che fanno contro di noi. Perché è solo colpa dell'Atalanta se noi vinciamo 4-1? È anche merito nostro, e allora è anche merito degli avversari quando riescono a chiudersi bene. Noi ci abbiamo vinto una Coppa Italia così, e ci siamo esaltati, e allora si vince anche così. Deve essere l'avversario, cioè dovevamo essere noi a trovare le contromisure. Ma al di là di questo ci sono parecchie cose che a mente fredda, quando ti svegli, ci ragioni un attimo, e non è che dobbiamo fare una tragedia così incredibile. Mertens, il tiro a pochi centimetri, Politano il tiro a pochi centimetri, Petagna il tiro a pochi centimetri. È un film già visto, no? Che magari ti entra il primo gol e poi dilaghi. Siamo stati molto cinici e molto bravi nelle partite contro Parma, Genoa e Atalanta, dove subito è andata bene tutto e sono entrati i tiri subito. E questa volta abbiamo pagato. Non ne farei una grande tragedia, sinceramente, perché sì, è complicato adesso il girone perché devi subito vincere con la Real Sociedad, e noi faremo una live o un video con Moschella di approfondimento, perché lui, essendo a Barcellona, segue e conosce bene la squadra, quindi ci sapremo cosa aspettarci. E quindi vorrei evitare la ricerca del colpevole, crearci di nuovo, perché adesso, capite, tutti quelli che sono stati zitti mentre il Napoli vinceva, chi andava troppo nell'esagerazione, scudetto, subito così, e chi invece stava zitto, aspettando e non posso dire niente perché ho criticato, adesso il Napoli va bene, devo starmi zitto. Appena il Napoli fa un passo falso, eccolo là, Osimhen l'avevo detto che non valeva niente, oppure Fabiano non può giocare, quell'altro di Lorenzo non è buono, perché stanno pigliando tutti Lorenzo? Non capisco. Comunque vabbè, è storia nota, siamo fatti così, diceva quel cartone animato, e quindi dobbiamo accettarlo per quello che è. Però la questione del video di oggi era semplicemente sulla questione lockdown, perché ho sentito il discorso di De Luca qua e là, non riesco a sentirlo tutto perché sta diventando anche pesante, e subito egoisticamente o anche per, insomma, per passione, che succede? Cioè se nessuno può muoversi, anche il Napoli non può muoversi, cioè tra province ho letto che non ci si poteva muovere, allora che facciamo? Le perdiamo tutti a tavolino? Cioè, perché se il campionato non lo ferma Conte, no? Non lo ferma l'autorità, il Napoli non va perché De Luca ha detto che si hanno fermato tutto quanto, e quindi perdiamo tutte le partite a tavolino a questo punto. E chiedo agli amici, ai vari gruppi, e vi faccio sentire la risposta di uno degli amici, e che ci dovrebbe tranquillizzare un attimo. Ascoltate. Come stanno le cose può andare, perché ieri c'è stato un chiarimento all'ordinanza
per lo spostamento tra province diverse, e è stato fatto secondo me apposta per il Napoli, che dice che praticamente per motivi di formazione che riguarda anche formazione sportiva, quindi gare e allenamenti, ci si può spostare fra regioni, è un buon motivo per spostarsi fra regioni e si deve mettere nell'autocertificazione. Quindi rimane un pullman da Napoli, chi là da l'autista da fare l'autocertificazione, stiamo andando a Benevento a giocare. E insomma, avete sentito? Dovrebbe essere tutto a posto, a meno di tragedie, perché poi pare che quasi per coincidenza, è una coincidenza, non credo, ogni volta che Neschio, il buon Neschio, mi chiama per fare una live e io lo ringrazio perché mi dà un'opportunità di prendere più visibilità e tutto. Tragedie, cioè Elmas e rischi positivi, l'ASL, il Napoli che perde contro la ZH, ma insomma non ce ne va bene, non me ne va bene una, no, vabbè, ma va benissimo. Speriamo che non si parlerà solamente di ASL, le battute uno le accetta pure, però io so cosa dire, e voi se venite nella live saprete cosa dire anche voi e mi aiuterete a combattere. Non penso ci sarà da combattere, però dipende dagli altri ospiti che non conosco, quindi potrebbe essere interessante sotto questo punto di vista. L'intro, una citazione all'amico Gia7, adesso lo taggo, vediamo se magari anche voi, se magari fate una storia, no? Non lo so, lui penso che è molto attivo su Instagram, fate una storia, lo fate vedere, secondo me una risata se la fa. Vidi un suo video di un anno fa o un anno e mezzo fa, dove lui diceva: Sequolf, non ti sei comportato bene, dovevamo fare il video insieme, non mi hai risposto più, prima hai detto di sì, poi hai detto di no. Secondo me per questo lui non mi sta rispondendo più, perché si trova nella situazione uguale e opposta, no? E magari io voglio fare il video con lui perché voi me lo state chiedendo in tanti, e lui dice: ma io tengo che fa, ma che pochi, questi 3.000 subscriber, non tengo niente da vedere. È la follia di YouTube, no? Che un ragazzo di 20 anni è lui l'esperto e quello veterano di YouTube, mentre io che ne tengo quasi 40, mamma mia, l'ho detto, sono io il giovincello, ma lascia il tempo che trova. La chiudiamo qui breve, perché mi devo preparare alla live, qua mica uno va live così, bisogna prepararsi. Da New York, Valerio Fulvio, vi abbraccio e fate i bravi. Oh, hermanita belli, hermanita. Specialmente in questo periodo, altrimenti schiamo Valerio, chiamo. No, la rifaccio. Oh, hermanita Bellini. Si vede, no? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solito, no, Saverio Solito, non mi ricordo.